Va ora in onda L'Avvocato risponde. Radio Libertà, subito la linea a Celeste Colovati e Massimo Leonardi. Se volete intervenire con loro, il numero è lo 02 9294 7222. La linea a voi. Buonasera, ben ritrovati all'Avvocato risponde dall'Avvocato Colovati e l'Avvocato Leonardi. Allora, grazie regia per aver ricordato il numero per poterci chiamare. Io vi ricordo che abbiamo anche una casella mail, se volete fare le vostre richieste, consulenze, approfondire i casi, potete farlo scrivendo all'avvocato risponde, tutto attaccato, @direttissimo.com. Allora, quest'oggi abbiamo ancora qui il collega che ringrazio. Vogliamo dedicare la puntata a due argomenti. Uno è nuovo, in questa sede non l'abbiamo mai affrontato, però viste le richieste sopraggiunte negli ultimi tempi e i dubbi sulla tematica, direi che è molto importante fare un quadro, una panoramica generale sul tema delle successioni, possibili donazioni, dei passaggi generazionali tra padre e figlio, che possono avvenire quando appunto si è una famiglia e quindi il figlio diventa erede, il figlio erede del patrimonio esatto di famiglia, del decuius. Dedicheremo poi la seconda parte della nostra puntata ancora, perché sono tantissime le richieste, ai metodi per agire eventualmente contro errori dell'INPS e cartelle a voi notificate. Inizio subito con chiederti, padre defunto un mese fa, il figlio si rivolge all'avvocato, si ritrova unico erede di un ingente patrimonio anche immobiliare. Cosa deve fare? Allora, innanzitutto, Celeste, hai detto una cosa importante che spesso avviene in Italia, ovvero la persona va dopo dell'avvocato. Per quello che ho sottolineato. È fatta apposta a dirlo, perché la verità è che devi andarci prima, cioè ovvero la pianificazione di quello che è un passaggio generazionale è l'errore 99,9%. Le persone sono già, non agiscono prima, si trovano già, a dover gestire un'eredità quando già la persona, il papà, la mamma è morta. Bisogna che invece ci sia l'attitudine a rivolgersi prima che la persona muoia, perché probabilmente in tanti casi ci sono tanti beni, immobili difficilissimi da gestire, magari famiglie numerose, magari nipoti, magari più mogli, classico esempio del nostro amato presidente Berlusconi che ci ha lasciato, è l'esempio che ci ha di pubblica opinione, no? Esatto. Mogli, due mogli, figli, figliastri, capisci? Quindi è importantissimo andare prima, e da qui un po' la novità che vogliamo dirvi sul discorso della donazione, perché è stato un intervento molto importante nel famoso pacchetto Cartabia, no? La donazione, ricordiamo bene, magari i telespettatori si sanno cos'è la donazione. La donazione ovviamente è un atto che viene fatto dinanzi a un notario con il quale una persona dona a un soggetto un bene, un immobile, un qualsiasi macchina, somma di denaro, qualsiasi bene. Ovviamente la donazione spesse volte viene utilizzata all'interno delle famiglie come anticipazione di quello che è l'eredità. Va fatta necessariamente essendo un atto pubblico davanti al notario. Assolutamente sì, però soprattutto in questi casi, quando si decide di farla come anticipazione di quello che è l'eredità, attenzione, perché lì è la questione un po' di oggi, no? Che noi abbiamo visto tante persone che si rivolgono a noi, magari hanno donato beni, case, somme di denaro, non rispettando la famosa quota legittima. Assolutamente. È questo il punto. Se si dona, occorre quello pianificare prima, valutare con la massima attenzione, magari anche con l'uso di un notario, perché noi siamo avvocati, abbiamo dimestichezza, ma da questo punto di vista soprattutto se i patrimoni sono ingenti, c'è una parentela molto ampia, figli. Allora,
pianificare nel rispetto della quota legittima, perché un bene donato non rispettando la quota legittima può essere oggetto poi può essere oggetto di contestazione da parte degli eredi che si sono visti lesi da parte della quota legittima. Ora, la novità in cosa è consistita? Il pacchetto Cartabia ha detto sulla donazione di beni immobili, immaginiamo, viene donato, per esempio il padre dona un immobile al proprio figlio, il figlio leso dalla legittima impugna l'atto, nel frattempo però il ragazzo, il figlio che ha ricevuto il bene, vende il bene immobile a un altro soggetto, terzo. Precedentemente la riforma, la vendita era revocata, dovevi restituire il bene, adesso l'hanno bloccata questa cosa, quindi la donazione rimane, perché questo? Per dare garanzia sul terzo. Esatto. A questo punto il soggetto che ha ricevuto il bene in donazione deve reintegrare la somma di denaro all'altro fratello, in questo caso che ha visto ledere la propria quota di legittima. Quindi non c'è più la restituzione del bene, ma c'è semplicemente la restituzione della somma di denaro che va quantificata rispetto al bene che è stato. Se mi permetti anche è giusto. Credo che sia un po' più... ma poi i passaggi contenziosi erano pazzeschi, eterni, quindi lì si è dato un freno, no? A questo punto rimane la contestazione sulla quota legittima. Per questo che noi vi diciamo, la donazione è ottima dal punto di vista fiscale, perché le tasse sono basse, c'è il 4% di franchigia. Infatti è molto utilizzata. Sì, è utilizzata e comunque, ripeto, un'anticipazione di un'eredità può essere, però attenzione, anche se si donano somme di denaro, immaginiamo dei conti correnti, deve essere rispettata la quota legittima, perché poi la persona che poi quando si apre il testamento, ovviamente la donazione totale è la prima cosa che va a vedere se c'è stata la donazione, si riquantifica l'ammontare e se c'è stata la lesione della quota legittima, il soggetto leso può ovviamente non è una facoltà. Ha la possibilità di farsi valere. Ecco, Massimo Celeste, abbiamo già una chiamata per voi. Grazie. Sì, grazie, buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera. Dal Veneto, una domanda, è possibile su questo argomento? Prego, ci dica. Allora, ci dica in linea. Il caso di due coniugi, per una ragione collegata a dei problemi di salute, uno dei due coniugi si trasferisce da un figlio. Cosa succede in quel momento? Succede che il comune comincia a mandare a questo coniuge, che ha cambiato anche la residenza per motivi di salute, gli manda l'IMU da pagare per la sua quota. Allora, che cosa vogliono fare i due coniugi? Quello che si è trasferito dona la sua parte al marito, il quale continua ad avere la residenza nello stesso immobile, e così il comune non può più esigere l'IMU su questa quota. Su questo argomento avevamo appunto pensato al problema di quello che potrebbe succedere per gli eredi, però adesso con la nuova legge di bilancio sembra che una toppa sia stata messa. Sì, mi scusi, ma voi perché volete donarlo? Basterebbe cambiare eventualmente anche la residenza, metterla come prima casa, potreste chiedere l'agevolazione dell'IMU nel caso. Sì, ma il coniuge che è rimasto in quella casa ha già la prima casa. Ah, già la prima casa, ho capito. L'altro coniuge per motivi di salute si è trasferito dalla figlia, capito il punto? Sì. Ha dovuto cambiare la residenza e da quel momento cosa ha fatto in maniera proprio diabolica il comune? Lo ha pizzicato per fargli pagare l'IMU per la quota della casa che risulterebbe non più prima casa. Ha capito il problema? Sì, certo. Allora, ma l'atto bisogna capire anche però quando è stato fatto, perché poi l'IMU lo sa anche lei che si paga nel momento, cioè voglio dire, è chiaro che va prorata l'IMU, no? Si paga dal momento in cui incomincia il periodo di imposta fino al momento che il bene è rimasto in possesso di un soggetto. Lo sa questo? Certo. Ma e questo sì, vorrebbero farlo proprio nel mese di gennaio per evitare queste complicazioni attuali, ha capito? Sì, certo. Ma è chiaro, è un po' il concetto della donazione che purtroppo, quello che dicevamo, allora lei è
chiaro che ci sono degli strumenti per attaccarlo, nel senso eventualmente per contestare. È chiaro che suggeriamo magari, se vuoi, di mandarci dei documenti, no? Sì, no, in questo caso grazie della... È molto tecnico, è molto tecnica. Consulenza, diciamo che così di primo acchito la risposta del collega è assolutamente corretta. Poi se vuole approfondire, magari trovare un modo, appunto, visto che da qua a gennaio c'è anche tempo, può tranquillamente scriverci a l'avvocatorispondere@dirittissimo.com e noi, oppure chiedere i nostri numeri alla regia senza nessun problema. Ecco, diciamo subito però che ovviamente penso che il Comune abbia mandato una prima comunicazione, non sia un avviso di accertamento o comunque diciamo così, avviso di regolarità. Attenda a pagare, perché ovviamente poi dopo ci si può mettere in contatto col Comune, si fa un'istanza in autotutela, esatto, e gli si spiega bene tutto, sì, come sì, spesso facciamo noi, no? Con i Comuni. Esatto. Loro partono in quarta, magari con gli avvisi di liquidazione o comunque gli avvisi di regolarità, poi in via tra virgolette stragiudiziale, no? Si fa questa istanza, gli si argomenta tutto e c'è la possibilità di annullare no? il provvedimento. Assolutamente. Okay, grazie per la telefonata. Grazie. Quindi no, dicevo che avevi nominato la parola magica. Continuate a chiamarci se volete allo 029294 7222, scusate, io a volte dimentico. Troppi numeri da ricordare. No, dicevamo, perché mi piacerebbe che tu facessi anche una casellata, cioè parlassi dell'importanza anche del testamento. Certo, Hai nominato il testamento. Allora, il testamento quando è? diciamo un po' delle cose pratiche, perché poi la gente che ci ascolta non vuole sapere. Allora, la prima cosa da... Non vogliamo il codice civile sapere cosa no, dice. perché la gente che ci ascolta, che magari sta guidando, la gente non ha neanche tempo di... Vediamo le cose fra. Allora, testamento, prima regola, meno si scrive meglio è. Cioè, quindi evitare anche lì. Prendiamo l'esempio del nostro amato presidente Berlusconi. Sempre lui. Sì, no, perché è un caso di specie particolare. Quando lui fu ricoverato la prima volta, rilasciò un testamento lografo in macchina prima di essere ricoverato e disse: lascio, in caso non tornassi dall'ospedale. Vero. In caso non tornassi dall'ospedale. Esatto, in caso non tornassi dall'ospedale. È stato ricoverato, è tornato dall'ospedale. Quindi quel testamento è sicuramente oggetto di impugnabilità, perché è tornato. No? Certo. Quindi ha fatto un errore, perché bisognava che lui desse e dicesse: io lascio tutti i miei beni, un testamento molto semplice, io lascio tutti i miei beni rispettando la quota legittimaria a miei figli. La differenza la lascio al soggetto, quindi quota legittimaria rispettata, il terzo, perché solo un terzo può essere, diciamo così, lasciato con... Assolutamente, sì. Il terzo lo dai a un soggetto che tu vuoi. A chi desideri. Ecco, Massimo Celeste, abbiamo un'altra ascoltatrice per voi. Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Michela. Ascolti, una domanda. Io ho diritto di abitazione in una casa nella quale in realtà non lo esercito. Ho solo il diritto di abitazione, non ho la proprietà, ok? Sì. Il comune mi chiede l'IMU, pur avendo residenza altrove e non esercitando questo diritto che comunque a tutti gli effetti non mi dà altri vantaggi se non quello di abitarci, che non lo sto esercitando oltretutto. Sono obbligata io a pagare questa IMU? Allora, il titolare del bene chi è, signora, il titolare del bene? No, il proprietario del bene è mio fratello. Ok, quindi di fatto... Aspetti però, no, diciamo, il proprietario del bene è mio fratello, ma non proprio, perché c'è di mezzo un'eredità che non è ancora definita. Ah, ecco, questo comunque signora, no, lei deve sapere che il titolare del diritto di abitazione deve corrispondere in generale. Anche se prima casa. Ok, deve corrispondere l'IMU. Poi bisogna vedere però, perché probabilmente
lei dice una cosa importante, però ci dà un elemento in più, dice che l'eredità non si è ancora conclusa. Questo è un dato importante. Non è escluso che vi abbiano potuto chiedere l'IMU anche per questa ragione, perché probabilmente la pratica e l'immobile non è ancora accatastato, non si è ancora chiusa. Sì, bisogna vedere, capisce? Però i titolari in generale del diritto di abitazione sono soggetti passivi d'imposta, esatto, così come lo sono gli usufruttuari del bene, cioè capisce, tutti quelli che usufruiscono di un bene immobile sono soggetti al pagamento dell'imposta, quindi è corretto tecnicamente quello che dice il comune, ok? Cioè no, non ho capito, quindi io in realtà no, perché diciamo la cosa non è ancora definita e poi verrà definita che in questi modi, in questi termini comunque. Però in questo caso il comune a me lo chiede, dice perché il diritto all'abitazione è comunque un diritto reale. Sì, giusto, è giusto. È uno dei diritti reali. Sì, sicuramente. Come... La cosa che diciamo così, che differenzia il diritto di abitazione, per esempio, dall'usufrutto, abbiamo fatto una puntata l'altra volta, è il fatto che è impignorabile. Però di fatto lei gode dell'abitazione, quindi è un soggetto passivo di IMU. Ora poi bisogna vedere lei dove ha la prima casa. Cioè, anche in questo caso bisogna analizzarla bene. No, cioè, io non ho una casa, io non ho casa. Ok, la categoria sì, ma lei dove ha la prima casa? La residenza no, io non ho prima casa. Eventualmente Eventualmente sarebbe la prima casa, sì. Ok, non sono proprietaria di casa, eventualmente sarebbe la prima casa. Lei godrebbe dell'esenzione IMU, capisce? No, sento male, mi scusi perché sento tutto che rimbomba. Allora, volevo dire, signora, se lei ha la residenza in quella casa dove ha il diritto di abitazione, evidentemente non ce l'ho. se è sua prima casa non paga l'IMU. Lo so, ma io non ce l'ho la residenza. Deve mettere la residenza lì, signora, allora, se vuole prendere l'agevolazione dell'IMU. Se no ha ragione. Se no, adesso poi noi stiamo ragionando, signora, cioè ci perdoni, noi ci basiamo su quello che lei ci dice. La regola è: tu hai la residenza nel luogo dove hai il diritto di abitazione, in generale, sei esente da IMU, ok? Nel luogo dove hai il diritto di abitazione, tu non hai la residenza, devi corrispondere l'IMU, perché tu hai il beneficio sull'immobile, sul bene, capisce? Il beneficio che poi in realtà non esercito, ok, sì. No, certo, però è un diritto reale, capisce? È un diritto reale perché lei, facendo il diritto di abitazione, lei ha fatto un atto davanti a un notaio, signora, giusto? Sì, no, questa è una cosa che fu fatta tanti anni fa. Io poi non l'avevo mai esercitata, non pensavo che mi creasse problemi, invece poi è venuto fuori che c'era questo problema. Ok, quindi è questo, signora, anche in questo caso, se vuole magari... Noi le diamo la regola generale. Noi le diamo l'input, se vuole approfondire, che magari merita un approfondimento, anche perché poi sull'IMU c'è una ripercussione per N anni dopo, quindi in questo caso bisogna valutarla. Magari si può trasferire la residenza lì, se magari l'immobile dove ha la residenza paga il meno IMU, se questa è più grossa. Sì, queste poi strategie io si non ho possono nessuna usare, abitazione, signora. per cui alla fine della fiera mi converrebbe far così. Sì, ho capito. Deve valutare. Spesso la residenza si cambia anche per questa ragione, signora, dove la metti magari nell'immobile, perché non si abbia immobili di lusso, perché l'IMU non gode dell'esenzione, ma se è un immobile accatastato diciamo con che così, oltretutto uno la sceglie magari deve la rendita un po' più alta. Così diciamo che in quell'abitazione lì c'è residente mio fratello e è un'unica abitazione, cioè non è 2 abitazioni, non sono 2 unità abitative, è un'unica unità abitativa. Va bene, signora, adesso dobbiamo salutarla. Però va bene, dai, ho capito. Arrivederci. Grazie. A lei, arrivederci. Io voglio solo precisare che, come hai detto giustamente tu, noi possiamo avere qualche elemento chiaramente dalle vostre... Però è un quesito molto interessante. Assolutamente, ma proprio per questo, se volete approfondirlo, vi invitiamo o a scriverci. Io lo ripeto, l'avvocato risponde tutto attaccato @dirittissimo.com, oppure potete anche chiamarci e a quel punto la consulenza con più calma. Ecco, vedi, spesso le cose vanno fatte con velocità, cioè non va bene, le cose vanno pianificate, ma soprattutto in questo vanno con calma, non bisogna avere fretta di fare le cose. Poi mi sembra che lei avesse detto che c'era di mezzo anche un'eredità, un fratello. Adesso io non so. A proposito dell'argomento di oggi, le cose vanno pianificate. Stavamo parlando appunto del testamento. Certo. Olografo scritto di pugno, quindi è importante anche cosa scrivere. Data, firma leggibile, foglio bianco, una pagina,
una pagina, non che va a capo, non che va, ok, e poi consegnato a chi lo consegna. A chi lo consegna. Se lo vuoi consegnare al notaio, è chiaro che lo consegni al notaio. Certo. Per esempio, io sono stato esecutore testamentario, certo, quindi la persona che mi ha designato, che ha tra ancora... l'altro era un ascoltatore proprio della radio. Ok, va bene. Il mio attuale, che non è ascoltatore della radio, magari sta ascoltando, però è tuttora in vita, mi ha già designato. L'esecutore mi ha consegnato già il suo testamento, che io custodirò. Certo. Quindi, di conseguenza, questa è una cosa importante, bisogna dare a una persona di fiducia al testamento, perché c'è il rischio che venga cestinato, che venga manomesso. Le truffe in questi casi sono altissime. A proposito di truffe, vorrei dirvi che anche qui, se la volontà di chi sta testando, cioè di chi fa le ultime dichiarazioni appunto di volontà, risulta viziata e succedono spesso questi episodi, magari si estorce in punto di morte, i soldi purtroppo fanno sempre somma di denaro, eccetera, chiaramente dimostrando che la volontà è viziata, si può impugnare e chiedere l'annullamento. Assolutamente, però ecco, il consiglio è, quindi abbiamo detto testamento olografo, consegnato a una persona di fiducia, a un notaio sarebbe meglio se avete una persona di fiducia, perché il notaio comunque garante assolutamente, e quindi si consegna e poi si può cambiare tutte le volte che si vuole, se si è decisi, come spesso accade, perché magari la volontà, fino a quando matura, non può sempre modificare, cambiare. Quindi donazione sì, abbiamo detto, con dei limiti, ok? Esatto. Con dei limiti, stando attenti, pianificando bene, e questi sono i consigli. Vedete, ci è capitato qualche giorno fa, è importante anche in questo caso, lo diciamo ogni puntata, avere la consulenza, la competenza non solo del notaio ovviamente, ma anche di un avvocato. Perché, poi ci sono anche aspetti fiscali. Come diceva giustamente il collega, a parte gli aspetti fiscali, il prevedere prima, prevenire, mettendo sul piatto, come si suol dire, sul tavolo, tutte le svariate possibilità. Questo è fondamentale farlo prima, addirittura anche prima del decesso della persona, diciamo, in questione. Sì, è così. Forse è meglio anche è così, prima. perché purtroppo poi quando il dado è tratto, signori, è dura mettere una pezza dopo. È più dura. Allora poi io dico, dovevo fare, non dovevo fare, insomma è tanto semplice, non è che ci vuole tanta difficoltà, bisogna solamente organizzarsi, affidarsi a persone di fiducia. Svariati istituti nel campo delle successioni, perché in realtà poi c'è anche, questa è la successione testamentaria che abbiamo appena detto, poi c'è la legittima, come dicevi giustamente tu, che non va mai lesa, quindi comunque i figli possono anche stare tranquilli, poi c'è anche cioè ce ne sono varie, c'è anche il legato, sì, certo, consentito dalla legge per fare però ecco, diciamo l'importante, spesso lo detto noi, più il patrimonio è ingente, più l'esecutore testamentario è consigliato. L'esecutore testamentario chi può fare? Sicuramente un avvocato, un commercialista, una persona di fiducia, ma anche in questo caso cosa fa l'esecutore testamentario? Esegue esattamente le volontà della persona a cui ha ricevuto e lui percepisce un compenso che viene spesso liquidato dall'ordine degli avvocati o secondo le nostre tariffe, quindi c'è solamente un compenso, però almeno è importante che la volontà, immaginiamo che se adesso abbiamo un sacco di soldi, guadagni, sacrifici, insomma vuole che le sue volontà siano adempiute alla lettera. Esatto, c'è chi magari vuole lasciare a qualche ente. Magari all'estero, qualcuno capita all'estero. C'è chi lascia la chiesa, all'estero. C'è il rischio che se non c'è un esecutore testamentario, ovviamente il notaio, certo, è garante, ma non è che esegue il testamento. Il notaio certifica il testamento, poi c'è qualcuno che lo esegue. Chi lo esegue se non c'è un esecutore testamentario? Esatto. Ecco, Massimo Celeste, vi interrompo, c'è la pausa di metà trasmissione e anche una pausa musicale. Va bene, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Le 17.34 di questo giovedì 16 novembre, l'anno del Signore 2023, avete ascoltato Pino D'Angiò, Mannaggia Rock and Roll del 1981 dall'album Balla, ma adesso la linea, l'avvocato risponde qui sulle magiche onde di Radio Libertà, Celeste Collovati e Massimo Leonardi. Grazie per la linea. Grazie. Sì, l'ho scelta io. Troppo gentile. Al collega non piaceva, l'ho scelta io perché volevo essere... Non l'abbiamo neanche ascoltata bene. Posso ridere un po', però vabbè. In questo giovedì dove comincia a far freddo, siamo tutti un po' più stanchi. Vabbè, per chi si fosse messo in contatto solo ora, noi stiamo parlando dall'inizio della puntata abbiamo parlato di testamenti, l'importanza di come fare le donazioni, dei passaggi generazionali, stare attenti appunto a fare questo passaggio tra padre e figlio, in che modo legalmente farlo e per non poi avere problemi dopo il decesso della persona. Sicuramente ci torneremo sull'argomento perché è molto interessante e se volete approfondirlo vi ricordo che abbiamo la nostra mail. Diciamo che il succo poi del discorso è che anche in questo tema, direi, avvocato Leonardi, l'avvocato, oltre che il notaio, eccetera, gioca un ruolo importante nel pianificare assieme al cliente, assieme alla persona, diciamo la gestione di quello che sarà il passaggio dei beni immobili, eccetera, nel patrimonio. Assolutamente. Quindi qui non si parla di causa, eccetera, qui si parla di prevenzione. Però forse sono ancora più delicati, perché stavo ragionando prima. Insomma, sono aspetti molto delicatissimi, bisogna stare attenti. È necessario. Poi è inutile essere banali, signori, purtroppo all'interno delle famiglie si va tutti d'accordo. Parliamoci molto chiaramente, si va tutti d'accordo, poi quando si tocca quell'argomento però incominciano i disastri. Ecco, esatto. Quindi, oltre ai testamenti, eccetera, si possono fare anche degli accordi. Poi si può essere tutti amorevoli, che bello, però poi quando alla fine si va a toccare i soldi, gli immobili, allora è tanto meglio essere chiari, tanto meglio fare le cose con crismi ufficiali, tanto meglio rivolgersi a propri stessi di fiducia, in cui vi fidate ciecamente, perché si tratta di persone di cui vi fidate, consegnate le vostre volontà, quindi no quelli assetati di soldi, ma le persone che facciano lavoro o associazioni, andate dalle persone di fiducia, non ci stanchiamo mai di dirlo. Deve essere di vostra fiducia in cui riponete le vostre volontà. Tutte le vostre volontà, sì, assolutamente. Senti, ma vorrei dirti, anche questa settimana, quante richieste sono arrivate? Adesso uno dell'INPS ci ha scritto, adesso uno tra l'altro non scritto, no, nel senso per una pratica INPS. Sì, esatto, perché poi chiaramente ci sono persone che si sono magari trasferite all'estero e chiaramente però avevano una posizione aperta. Non molliamo, andiamo avanti. Anche dall'estero per la parte italiana ci pensa l'INPS. Vorrei anche precisare che quando parliamo di INPS ovviamente ci riferiamo a tutti i dipendenti e chi è sotto l'INPS, ormai pubblici, privati, perché non c'è più l'INDAP che era l'ente che si occupava dei pubblici, tutto è confluito ormai da anni nell'INPS, però ricordiamo che ci sono anche le casse private che chiaramente sono le casse dei professionisti. Ahimè, noi sappiamo cosa vuol dire, sono appunto avvocati, commercialisti, architetti, geografi, biologi. E chi più ne metta, sì, esatto, anche i medici, anche se poi i medici hanno l'ENPAM, che comunque... Sì. Esatto. Diciamo che anche noi ci occupiamo, grazie anche all'ausilio di un consulente previdenziale, ci tengo a dirlo, e anche in questo caso è importante la prevenzione, cioè nel senso muoversi prima che andare rispetto appunto all'aver già la pensione liquidata, perché anche in questo caso qualora l'INPS dovesse fare qualche errore anche solo nel quantum quantificato come importo di pensione, aggiustarlo dopo è più problematico, mentre se voi fate fare un'analisi preventiva dei vostri contributi, magari avete anche una situazione lavorativa, come dire, variegata, perché appunto c'è chi ha lavorato in Italia, chi all'estero, chi sia in Italia che all'estero, quindi dovete fare magari un ricongiungimento. Ricordiamo che ci sono 3 tipi
che tutte e tre hanno caratteristiche differenti e magari a seconda della vostra situazione può essere più conveniente un istituto piuttosto che un altro, c'è il ricongiungimento, c'è il cumulo, questo sei tu esperta. E c'è, sì no, è per dire che non è scontato. Faccio il ricongiungimento, a volte ci dicono, ma attenzione. Poi attenzione alla cosa, poi un'altra cosa che ci è capitata, oggi se sbaglio, il rischio quando a volte, cioè dice, poi per non voler dire, dovrebbe essere un rischio, ma per l'INPS a volte lo è, perché immaginiamo che mani siamo. Quando una persona banalmente cambia residenza, che magari non riescono a ritracciare i pagamenti che hai versato una sede, assolutamente. Spiegami per cortesia un caso che è capitato che hai gestito anche tu. Sì, purtroppo anche in quel caso la gestione, come dire, dell'assistenza tramite un avvocato può essere un consiglio valido, perché l'INPS si sbaglia non solo sugli errori, cioè scusate, non fa errori solo sugli importi di pensione, ma anche qualora appunto ci sia un cambio di residenza e non viene avvisato l'INPS. L'ufficio non si parla. Gli uffici, esatto, stavo arrivando a quello. Cioè magari l'Agenzia delle Entrate sì, è un ufficio che, come dire, tramite il contribuente, eccetera, tramite la dichiarazione che viene mandata. Io una cosa che non mi stanco mai di dire, non date per scontato che l'INPS si parli con l'Agenzia delle Entrate. Dovete mandare ad ogni variazione di reddito, dovete mandare una dichiarazione anche all'INPS, non solo all'agenzia. Sembra folle. Noi sappiamo anche dove mandarla, come mandarla, quindi se volete potete comunque chiamarci. È importante perché, e qui anticipo quello che poi mi racconterà il collega, perché spesso è fonte di debiti, cioè il non aver comunicato le variazioni di redditi, spesso una persona giustamente a logica dice ma come l'INPS, ho ricevuto la reversibilità, l'INPS lo sa, me l'ha data l'INPS, piuttosto che ma no, tanto ho la dichiarazione dei redditi, l'ho fatta, mi dicono, ho mandato con il commercialista, con il CAF, ho mandato la mia dichiarazione, ma come? L'INPS dovrebbe avere la conoscenza dei dati. Tutto si basa, c'è un articolo 13 di una legge che regola i procedimenti amministrativi, molto importante, che cosa dice? Cioè si basa proprio sulla conoscenza o conoscibilità dell'INPS dei dati reddituali. Non date per scontato che conoscano i vostri dati reddituali, dovete comunicarli, specialmente se vi è una variazione, avete ricevuto un'eredità, una reversibilità, altrimenti scaturiscono i cosiddetti indebiti previdenziali che possono poi avere svariati, abbiamo visto anche col collega, origini, svariate cause e sono dei veri e propri provvedimenti, come dico io, al cardiopalma, perché vi chiedono indietro dei soldi ingenti e vi fanno venire poi un infarto. No, però degli scherzi, perché noi abbiamo visto anche provvedimenti da 100.000 euro in più e più richiesti indietro anche solo in 2 o 3 rate. Quindi in quel caso non pagate subito, sappiate che c'è dietro un procedimento, anche in questo caso con l'ausilio dell'avvocato, c'è un procedimento amministrativo da fare prima, quindi abbiamo la possibilità di usufruire del ricorso amministrativo delle istanze in autotutela, perché non farlo? Certo. Chiaro, se si hanno i presupposti, perché la prima cosa è andare a vedere. Ultimamente abbiamo visto che i presupposti ci sono sempre, mi spiace essere un po', però a questo punto dobbiamo anche... E poi abbiamo visto cose che anche le società. Società sì, società come tipico dell'amministratore. Noi tanto vogliamo dire una chicca, perché dobbiamo dire ogni tanto qualche chicca bisogna dire. Mi è capitato oggi, qualche chicca abbiamo dare qualche consiglio pratico. Il primo consiglio pratico è: non volete pagare i famosi contributi INPS, no, perché bisogna anche dare dei strumenti leciti. Non volete pagare i famosi contributi INPS, volete lavorare per un conto, per un piccolo lavoretto. Sapete che entro la soglia dei 5.000 euro i contributi INPS non si pagano. Collaborazione occasionale. Quindi volete prestare, siete un ragazzo giovane o comunque sono contratti a chiamata. Per la soglia di 5.000 euro voi potete fare una semplice ricevuta per una prestazione che voi fate a una società, a un avvocato, gli fate la segretaria, gli fate un piccolo adempimento. 5.000 euro è la soglia che l'INPS, per la quale non vi chiede nessun contributo, fatela. Usufruite di questa unica agevolazione che c'è. 5.000 euro, il vostro cliente vi farà il pagamento al netto della ritenuta d'acconto del 20%. Superata questa soglia di reddito,
dovete aprire la partita IVA. Vedi, qua ci sono dei consigli pratici. Questi sono consigli pratici che servono alla gente. È importante, il regime forfettario, no? Con l'agevolazione fiscale fino a 85.000 euro, lì si paga, se non sei un avvocato, ovviamente non sei, la cassa, paghi la cassa, comunque è inferiore. Sì, certo, sì, però non hai hai un pochettino i minimali più bassi. Vabbè, comunque, insomma, versi quello che devi versare e intanto ti porti a casa questa agevolazione fiscale. Ecco, ma anche lì io direi che un'analisi preventiva di una persona che si trova magari a voler affrontare anche un giovane magari che vuole giustamente mettere in pratica i suoi studi o vuole aprire una sua attività, anche lì un'analisi, un consulto prima di aprirlo forse... Sì, anche lì magari la convenienza si aprire. Perché non è detto, bravo, tu che sei esperto, cioè la partita IVA può avere dei vantaggi, ma in realtà ci può essere anche un SRL. Assolutamente, infatti stavo giustamente con la pianificazione, penso che la pianificazione fiscale, ovvero se arriva uno da voi, innanzitutto si chiederà, ma lei che previsione ha di fatturati? Perché se mi dice, apro un'attività, a volte sono provo, già la parola provo vuol dire apri la partita IVA, perché fai un tentativo, no? Business. Se invece tu hai un piano industriale, recentemente ho seguito una mia cliente, magari sta anche seguendo, ha aperto una linea di orologi, una bellissima azienda, è chiaro che abbiamo dovuto aprire un SRL, immaginate un'azienda che produrrà orologi, tutta la business plan, cose di un certo livello. È chiaro che allora il consiglio del commercialista è dire apri l'SRL, ok, diventa amministratore, paghi i contributi solo sulla gestione separata, non sulla gestione commercianti, ok, e fai tutta questa pianificazione, ma non partire in quarta, anche in questo caso iscriversi. Abbiamo visto delle situazioni in cui arrivano da noi, sono iscritti alla gestione separata e alla gestione commerciante. Me l'ha fatto il commercialista all'inizio, ma male che vi ha iscritto subito senza quantomeno capire cosa fate effettivamente all'interno dell'azienda. Perché ricordiamo che lì di recente c'è stata una cassazione. Ma poi io dico, ma una volta che ti sei iscritto è tutto togliersi, abbiamo quei casi. Avvocato Leonardi, la cassazione è quella dell'anno scorso. Sul discorso incompatibilità, sì, ce ne sono poi l'IZF, quella che ha praticamente una deduzione in sintesi molto praticamente a chi ci segue. Chi è amministratore, chi ha un'azienda ed è amministratore e svolge solamente la funzione di amministratore e non svolge, ascoltate bene, con abitualità e prevalenza lavoro all'interno della SRL che amministra, non deve versare 2 casse previdenziali, ne versa solamente una. Sapete noi quanti casi che abbiamo gestito di persone che vengono da noi e sono in questa situazione in cui non devono categoricamente versare 2 casse e invece le versano? Cioè è matematico che purtroppo, mi spiace dirlo, in fase di costituzione della società non sono state curate questi aspetti. La persona si trova a dover pagare, cioè praticamente non è una follia. Qua anche ci sono agenti imposti. Sì, anticostituzionale secondo me, perché contro il principio della progressività fiscale, cioè attacca praticamente gente che non guadagna nulla, perché paghi l'INPS, che vabbè, l'INPS effettivamente poi dà una pensione, però intanto sono soldi che escono. Beh, come se, paghi 2 casse. Paghi 2 casse, perché? Perché? Perché, ecco, un'altra chicca che vogliamo dare, quando si apre l'SRL, valutate bene se essere anche voi socio amministratore, magari il socio, mettete una società, così non c'è il problema della socio e amministratore. Insomma, tutte queste cose sono importanti. No, ma valutate prima con l'ausilio di un commercialista, avvocato, che sa cosa però bisogna essere pratici, diciamo, non dobbiamo sapere tutto il codice civile a memoria, tutte le nostre leggi, se poi non c'è una praticità, non sono mai affrontate questi temi. La concretezza è la prima cosa. La concretezza è la prima cosa e appunto anche sulla pianificazione fiscale serve l'ausilio di un avvocato che possa, o un commercialista, abbiamo qua un esempio, che ha tutti e 2 i titoli, o comunque insomma di un esperto che possa darvi una pianificazione, perché ripeto, poi quando i problemi sorgono successivamente, dopo aver aperto la società o aver aperto la partita IVA o essere già andati in pensione, sto saltando ovviamente di argomento in argomento, allora poi lì diventa difficile, come dire, lì diventa poi difficile fare... No, però mi distrai perché è una cosa che coinvolge tutti e due, una cosa molto sincera, possiamo dire.
Ieri c'è stato un episodio di un tribunale, ci hanno spostato l'udienza e ho sentito il giudice che ci ha risposto molto cortesemente. Allora, ci sono anche casi di... Insomma, è anche bello. Adesso in diretta, scusate, ma non si preoccupi, avvocato, anch'io avevo visto la data relativa, scusi, buona. Esatto, questa è la bellezza. Fa capire che non facciamo nomi, eccetera, però ci sono anche casi di giudici, sono esseri umani. Però fa molto piacere. Come colleghi. Fa molto piacere ricevere un messaggio. Che devo dire hanno una certa umanità e insomma c'è una certa relazione, ci può essere relazione. Sì, e poi è questo che noi cerchiamo, anche già non è detto che per forza un giudice deve tenere questo distacco, noi a volte vogliamo che il giudice sia vicino certo. in questo senso di empatia, professionalmente. Certo. Cioè è lì che secondo me si lavora bene, poi ognuno fa i suoi diritti, no? Cioè noi facciamo gli avvocati, il giudice fa il giudice. Ognuno ha il suo ruolo, certo. Chiaro, però come vedete sono anche un po' interpretato. Cioè noi quando vediamo una risposta di un magistrato via mail, io mi sciolgo perché è bello. Questa burocrazia che abbiamo. La giustizia potrebbe funzionare, perlomeno c'è un contatto, una relazione, anche solo capirsi. Chiaro che non ci possono essere rapporti personali. Bravissima. Come lasciatemi dire a volte purtroppo io ho visto un po' troppa confidenza. Va bene, quello è sicuramente censurato. Purtroppo succede, però in questo caso almeno insomma che ci sia un'interazione. Sì, è questo che manca a volte a noi, no? Facciamo questa prosa di... No, perché è giusto anche è la verità, anche quando noi facciamo magari le cause, e tutti voi cittadini che sono magari manca questo rapporto a volte con la pubblica amministrazione. Noi vogliamo soprattutto perché noi lavorando anche anche contro questo INPS, non vogliamo stendere la mano magari al contribuente e non andare a attaccare. In teoria lo strumento dovrebbe appunto essere quello, mi raccomando, non comunica, perché se vi dicono all'INPS... Spieghiamo com'è però, spiega bene cos'è comunica. Agli sportelli all'INPS vi dicono scrivete su Comunica, che è una piattaforma che trovate nel sito dell'INPS, che magari funzionasse, da quello che ci dicono i nostri clienti, non è che non funziona, è valida, però voi scrivete, ma non è che ottenete grandi risposte, grandi risultati, siamo sempre lì, non è neanche colpa loro, perché dietro non ci sono degli avvocati, ci sono magari dei funzionari, degli agenti, che ovviamente non possono conoscere la materia studiata per anni. Cioè, si vuole anche parare, non possono esporsi. Sì, magari è chiaro che se vai da loro non è che ti dicono lei faccia ricorso, c'è scritto nei provvedimenti può fare ricorso entro, però è ovvio che il loro obiettivo è o farvi pagare o comunque tenere i toni bassi, calmi e dire, insomma, magari non dare spiegazioni esaustive. Quindi anche in quel caso io non vi consiglio di usare Comunica, ma lo strumento dove invece possiamo e abbiamo a volte delle risposte serie, formali, è appunto il ricorso amministrativo, che però va scritto da un avvocato. Perché oltretutto è condizione di procedibilità anche per un eventuale successivo giudizio, ed è bene che ab origine, dall'inizio all'eventuale poi causa che ci sarà, venga seguito dall'avvocato, perché l'avvocato sa il riferimento normativo, come dicevamo prima, l'articolo 13, cioè non si può scrivere un ricorso, per quanto non giudiziale, in 3 righe e chiedere come fosse una richiesta di lista della spesa. Cioè, scusate, ma io quando vedo queste cose scritte da delle associazioni, piuttosto che un po' rimango, rabbrividisco, ma soprattutto perché appunto ci vogliono le competenze. Cioè, come se una relazione tecnica di un medico la scrivesse, o di un ingegnere la scrivesse un avvocato, o la scrivesse, non lo so, appunto un altro professionista, cioè ognuno deve scrivere le sue, cioè in base alle sue competenze. Il consiglio è anche per quanto riguarda, diciamo, quando vi affacciate all'avvertenza INPS, rivolgetevi a un avvocato esperto e anche sin dalla parte amministrativa, della fase amministrativa, che a volte può anche avere degli esiti positivi, non sempre, perché purtroppo la legge non è fatta benissimo, a mio avviso, nel senso che non dà l'obbligo e quindi quello poi è un altro tema, però effettivamente tu hai ragione, perché la legge consente agli avvocati, cioè consente ai contribuenti e ai pensionati, a volte dà appunto degli obblighi, e lo dicono anche le circolari INPS, eccetera. Non dà gli obblighi all'INPS
all'ente, quindi previdenziale, di per esempio rispondere, dare anche una risposta negativa, ma spiegare bene come mai ci sto richiedendo. Celeste, Massimo, siamo arrivati alla conclusione, avete ancora 2 minuti e un'ultima chiamata. Ok, fantastico, allora, dai. Pronto? Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, ci dica. Sono Agnese, chiamo da Bergamo. Un'informazione, io vivo in una palazzina, siamo in 5 famiglie e ho un problema con la famiglia che abita sopra di me perché il loro cane fa pipì sul terrazzo. Questo terrazzo è munito di un canalino che cade sul mio terrazzo, che sono esattamente sotto. Io ho già sentito il mio amministratore per ben 2 volte e lui mi ha risposto che è un problema di rapporto tra condomini, che è bene che l'amministratore non interferisca, e praticamente io ho parlato con i signori sopra, mi hanno detto sistemiamo di qua, sistemiamo di là, ma non hanno fatto ancora niente. E io sinceramente ho anche le foto e video di questa cosa. Glielo stavo dicendo, perché in questi casi è molto utile avere le prove dei Chiaro, signora. Grazie. Grazie. Salutiamo adesso. La risposta. Sì, allora la risposta, secondo me in questo caso, se non c'è stata ancora una reazione di questi soggetti vicini, io farei scrivere forse dall'avvocato. Sì, no, infatti allora, l'amministratore secondo me ha detto bene però in questi casi, perché effettivamente è un rapporto tra condomini. Per esperienza rimangono un po' super parti. Però credo che siccome il problema suo, la risposta ci stia. Sì. Io direi, signora, faccia un ultimo tentativo, perché è giusto anche il tentativo va fatto. Magari a questo punto, brava che ha fatto i filmati, brava che ha già una prova documentale, magari può però non chiamarci, rimane una raccomandata, sia un pochettino più formale, no? Certo, anche se lei abita qui nel suo palazzo, magari ci ha parlato, non ha dato se è scritto, faccia una raccomandata. Io tra l'altro ho scoperto un'ulteriore chicca che si può fare la raccomandata online, ok? Quindi anziché andare in posta, fatta la raccomandata online, la manda al suo vicino e le chiede gentilmente di interrompere questa perdita. Se non risponde neanche a questo, allora a quel punto quell'avvocato, perché il titolo ancora vale in questi casi, può avere un certo effetto. Proviamo un tentativo. Non è necessario andare in causa, magari si fa solo una lettera, chiaramente ragionando sui suoi danni, se effettivamente poi provengono da loro. Magari fastidio anche. La lettera a volte può essere sufficiente. Noi vi salutiamo perché siamo tardissimo e vi auguriamo buona serata. Seguiteci nei prossimi a giovedì prossimo. Arrivederci a tutti. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.